spiagge più belle e lunghe della Sardegna, ma forse fra le meno valorizzate. Platamona, l'arenile dei Sassaresi in vista dell'estate, appare sporca e in abbandono. Mario Mossa. 16 km per la gran parte in comune di Sorso, ma per tutti è la spiaggia dei Sassaresi. A Platamona il primo sole richiama già chi non teme la temperatura tutt'altro che estiva e non si cura delle condizioni in cui si trova l'arenile, macchiato dalla distruzione del lido di Sassari, devastato da un incendio poco dopo Pasqua. Un episodio sul quale sta indagando la magistratura, ma che si innesta in un panorama generalmente sconfortante. La spiaggia è ancora da pulire, la rotonda è cadente. È una vergogna lasciarlo in questo stato, siamo già a metà maggio e nessuno è intervenuto, nessuno interviene. Se lei vede qua mancano le palizzate, eppure anche di recente c'è stato quell'episodio di Alghero che insomma potrebbe far riflettere. Un altro dei segni del declino di Platamona, siamo davanti al ristorante Ernesto, uno dei più famosi dell'intera costa ed è chiuso da 2 anni, ora è all'asta. Gli imprenditori balneari si preparano comunque per l'estate cercando di contenere al massimo i prezzi. La nostra stagione apre fra 15 giorni, 10 giorni al massimo, il 20 di maggio dovremmo essere già pronti come stabilimento balneare e i nostri costi saranno di 12 euro giornaliero a 8 euro la mezza giornata e un 500 euro per tutta la stagione. Per la parte più grande, quella che riguarda Sorso, il bando destinato alla valorizzazione del litorale, circa 9 milioni dalla regione, ha subito uno stop e quello nuovo scadrà a giugno. Solo fra qualche giorno compariranno in spiaggia gli addetti della società partecipata del comune per la pulizia.